di Santa Maria di Sala indagati il titolare della ditta di traslochi che ha portato le due vittime alla villa di Veternigo, il presidente della cooperativa ex proprietaria dell'immobile. Lunedì l'autopsia sui corpi. Giallò Marghera per il macabro ritrovamento del cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. Si tratterebbe di uno straniero, aveva con sé tessera della Caritas. La Procura ha chiesto l'archiviazione per la morte del piccolo Mattia Quada, deceduto nel dicembre del 2023 a seguito dell'opposizione presentata dalla famiglia. Il giudice per le indagini preliminari ha fissato udienza a settembre. Paura a Mestre per il rogo che ha interessato il tetto dell'hotel in ristrutturazione in via Bembo. Diverse squadre di vigili del fuoco in azione. E questa mattina una famiglia milanese in vacanza al Lido di Venezia è stata derubata sotto l'ombrellone dei propri effetti personali. Il bottino è di 400 euro. Non tocca agli stabilimenti balneari veneti il calo di presenze registrato nel resto del paese, lo afferma Union Mare Veneto. Diversi turisti comunque anche sul litorale veneziano preferiscono le spiagge libere. Buonasera, bentrovate e bentrovati. Edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Il telegiornale si apre con la cronaca delle indagini per la morte di due operai egiziani in una villa di Veternigo che hanno portato alle prime iscrizioni nel registro degli indagati dalla Procura di Venezia. Lunedì si svolgerà l'autopsia sui corpi delle due vittime. L'accusa è di omicidio colposo plurimo. Le indagini per la morte di due lavoratori egiziani di 21 e 39 anni nella fossa biologica di una villa di Veternigo ai primi indagati. Sono il titolare della ditta che avrebbe caricato su un furgone i due operai per condurli sul luogo in cui poi si è verificata la tragedia e il vertice della cooperativa ex proprietaria della villa che ha respinto ogni responsabilità. L'autopsia sui corpi dei due egiziani è stata fissata per lunedì. Naturalmente il sindaco di Santa Maria di Sala, Alessandro Arpi, non entra nel merito dell'indagine, ma si augura però che sia fatta presto chiarezza. Devo dire che un evento così nel 2025 è sconcertante. Spero davvero che vengano fatti i controlli del caso e che questo ci serva per sensibilizzare ancora una volta su quelle che sono le prescrizioni nel mondo del lavoro, i DPI e tutti i sistemi di sicurezza che devono essere adottati. Altra cosa è la solidarietà che questo doppio lutto ha generato nelle comunità di Santa Maria di Sala e di Mirano, dove entrambi i comuni si sono mobilitati. I sindaci Arpi e Baggio hanno avviato una raccolta fondi per sostenere il costo del rimpatrio delle salme in Egitto. C'è stata davvero molta sensibilità e umanità da parte dei cittadini salesi e dei cittadini milanesi su quanto accaduto. Tutto questo voler dare una mano insieme in qualche maniera va a calmierare questo grande vuoto, questa grande brutta notizia che ci ha lasciati tutti interdetti. Un ritrovamento ancora avvolto nel mistero, quello di via Brunacci a Marghera nei pressi della zona del centro commerciale padovana. È stato rinvenuto infatti stamane un cadavere di un uomo. È ancora un giallo come possa essere morto l'uomo ritrovato in avanzato stato di decomposizione all'interno di una struttura abbandonata. A dare l'allarme è stato un passante, ma quando la polizia è intervenuta sul posto la scena era già chiara. Il cadavere era lì da diversi giorni, consumato dall'esposizione all'aria aperta e in condizioni tali da renderlo completamente irriconoscibile. Secondo i primi rilievi della polizia scientifica si tratterebbe di un 35enne, presumibilmente di origine asiatica, forse del Bangladesh o del Pakistan, ma al momento si tratta soltanto di supposizioni. Nessun documento è stato ritrovato addosso al corpo e anche l'unico oggetto vicino, una tessera della Caritas, è risultato troppo deteriorato per essere utile all'identificazione. L'ipotesi più probabile è che l'uomo si fosse rifugiato nella struttura abbandonata in cerca di un riparo, forse malato o colto da un improvviso malore. Nessun segno evidente di violenza è stato rilevato, ma solo l'autopsia potrà fare chiarezza sulle cause del decesso. Gli investigatori contano ora sull'analisi del DNA per riuscire a risalire alla sua identità e forse a una famiglia che lo sta cercando. Ma viste le condizioni del corpo, il percorso sarà lungo e complesso. Il mistero per ora resta senza nome. La Procura ha chiesto l'archiviazione per la morte del piccolo Mattia Quada, deceduto nel dicembre del 2023 a seguito dell'opposizione presentata dalla famiglia. Il giudice per le indagini preliminari ha fissato l'udienza a settembre.
Si riapre, almeno dal punto di vista legale e giudiziario, la drammatica e tragica vicenda di Mattia Coada, il bambino di 8 anni del Lido di Venezia, deceduto nel dicembre 2023 all'ospedale dei Santi Giovanni e Paolo dell'ospedale civile di Venezia. La Procura della Repubblica ha chiesto l'archiviazione dei medici e dell'Ultra Serenissima, imputando il decesso ad un edema massivo fulminante. La famiglia di Mattia Coada, assistita dagli avvocati Renato Arberini, Augusto Palese e Gianluca De Biasi, ha però presentato fin da subito opposizione alla richiesta di archiviazione e il giudice per le indagini preliminari Carlotta Franceschetti ha fissato l'udienza per il 25 settembre prossimo. Si tratta di un'udienza che si svolgerà in Camera di Consiglio proprio perché il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto ammissibile l'opposizione e non infondata la notizia di reato per omicidio colposo. Le parti potranno discutere e all'esito dell'udienza il giudice deciderà se archiviare il procedimento penale o se ordinare ulteriori indagini alla Procura o se ordinare alla Procura di predisporre una perizia collegiale nella forma dell'incidente probatorio. La famiglia di Mattia ha sempre ribadito che questa loro battaglia è motivata unicamente dall'impegno a fare in modo che nessun altro bambino debba più morire come è successo al loro figlio. La notizia della fissazione dell'udienza è stata accolta molto favorevolmente dai familiari del piccolo Coada, che da tanto tempo cercano giustizia e verità. Un incendio è divampato intorno all'ora di pranzo in un edificio in ristrutturazione in via Bembo. Siamo nel cuore di Mestre, nessun ferito grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Un'alta colonna di fumo si è elevata nel cielo di Mestre poco dopo le 13, visibile da centinaia di metri di distanza. Fumo e fiamme si sono sprigionate improvvisamente dal tetto dell'ex Hotel Vidale, edificio in fase di ristrutturazione tra via Pietro Bembo e via Giuseppe Parini, scatenando il panico tra passanti e residenti della zona. L'incendio, alimentato probabilmente dai materiali di cantiere presenti sulla copertura, ha avvolto rapidamente la parte superiore della struttura. Il fumo denso ha invaso anche il vicino Corso del Popolo, rendendo per alcuni minuti l'aria irrespirabile e attirando l'attenzione di decine di persone. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre da Mestre e Mira, impegnati con 3 autopompe, 2 autobotti e un'autoscala per domare il rogo e impedire che si estendesse al resto dell'edificio. Grazie alla prontezza dei soccorsi, le fiamme sono state contenute in tempo. Nessuna persona è rimasta coinvolta e anche il ristorante al piano terra, l'Osteria Viterossa, non ha subito danni nemmeno dall'acqua utilizzata durante le operazioni di spegnimento. Proseguono ora le operazioni di bonifica e le indagini dei tecnici per accertare le cause dell'incendio. Tra le ipotesi, un malfunzionamento legato ai lavori in corso sul tetto. Sul posto anche la polizia locale e i carabinieri per la messa in sicurezza dell'area. Un altro intervento dei vigili del fuoco alle 10 di questa mattina a Fossalta di Portogruaro in via Imolini per spegnere l'incendio in un garage di un'abitazione di edilizia popolare. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le squadre arrivate da Portogruaro e Latisana con 2 autopompe e 2 autobotti hanno spento le fiamme e messo in sicurezza 6 bombole di GPL presenti all'interno del garage. Sul posto i carabinieri e la polizia locale, accertamenti in corso sulle cause del rogo. E ancora la cronaca ci porta questa volta nelle spiagge del Lido di Venezia, perché questa mattina una famiglia milanese è stata derubata sotto il proprio ombrellone. Mai lasciare in spiaggia i propri effetti personali incustoditi sotto l'ombrellone. La disonestà è sempre dietro l'angolo e può arrivare a colpire anche quando meno te lo aspetti. È questa l'amara lezione imparata a proprie spese da una famiglia milanese, mamma, papà e bambini in tenera età, in vacanza al Lido di Venezia per qualche giorno di spiaggia. I turisti hanno lasciato sbagliando incustoditi i propri effetti personali sotto l'ombrellone affittato al Blue Moon, stabilimento balneare di Venezia
spiagge in piazzale Bucintoro a Lido di Venezia, poco distante dal Gambiare. Il servizio di vigilanza dello stabilimento è sempre attivo, ma chi lascia le proprie cose sotto l'ombrellone lo fa sempre a proprio rischio e pericolo e soprattutto fidandosi dell'onestà delle persone. Rientrati dal bagno in mare, i turisti si sono trovati davanti l'amara sorpresa, derubati di 400 euro in contanti, carte di credito personali, portafoglio con i documenti e anche telefonino e chiavi dell'auto, una Jeep di valore. Le carte di credito sono state subito utilizzate dai ladri per spese pazze, ovviamente non autorizzate, in alcuni esercizi commerciali del Lido. È stata sporta immediatamente denuncia del furto nella sede della polizia locale del Lido in via Dardanelli. Anche attraverso i movimenti tracciati dalla carta di credito si spera di risalire ai responsabili. Da Venezia a Caorle, 2 risse a breve distanza l'una dall'altra in piazza Miramare, nel corso delle quali sono stati anche esplosi dei colpi di pistola scacciacani e la città di Mare vive un'altra notte di violenza dopo quanto accaduto la settimana scorsa in viale Santa Margherita. Non solo una doppia rissa di particolare brutalità tra piazza Miramare e via del Mare, ma anche l'esplosione di 3 colpi con una pistola scacciacani. Una notte di violenza che per Caorle rappresenta un piccolo shock che stride profondamente con lo scenario pacifico che si respira in una località balneare frequentata per la maggior parte da famiglie. L'arrivo dei carabinieri ha portato all'identificazione di oltre una decina di persone coinvolte nella maxi rissa, che segue di pochissimo tempo un altro episodio di violenza in viale Santa Margherita, ripreso in un video diventato in poco tempo virale. Anche di quanto accaduto la notte scorsa esisterebbero dei video. A Caorle comunque ci si rifiuta di pensare ad una situazione di degrado generalizzato. Sono casi isolati, più che un andamento generale, probabilmente, anche perché comunque Caorle si riempie di gente e quando c'è tanta gente può sempre succedere qualcosa. Ma la sera com'è qua? Io ho sempre trovata molto tranquilla, tanta gente che gira, passeggia, si mangia gelato, ma mai ho avuto o visto episodi di violenza. Probabilmente questa lettura è corretta, ma è anche vero che certi episodi, seppur isolati, non fanno stare tranquilli e possono nuocere ad un luogo che è e vuole restare tranquillo. I locali di Pietro Panzarina e Alessandro Gusso si fronteggiano in piazza Miramare. Noi ci siamo procurati insieme a tutti e 2 locali sicurezza tutte le sere, tutte le notti. Noi ne abbiamo 6, anche Moschito, se non sbaglio, ne ha 4 agenti. Gli addetti alla sicurezza, diciamo. Sì, quindi siamo blindati. Poi se succede tutto a chiusura, perché noi comunque eravamo chiusi, essendo chiusi succede tutto fuori. Purtroppo per una serie di fattori vengono a confluirsi nella piazzetta anche dei ragazzi che non appartengono ai locali, che si portano il bere da casa, che sono facinorosi e quant'altro, e quindi si è venuto a creare quello che si è visto. Io è da 30 anni che lavoro di notte e c'è un'evoluzione del mercato della notte che porta i giovanissimi di adesso, vuoi TikTok, vuoi i rapper, vuoi i messaggi, vuoi cosa so io, ad essere molto bruschi e molto violenti nelle reazioni. Questi ragazzini, al posto di chiarirsi a parole, purtroppo passano alle mani, perché è un fenomeno di costume, che non è Caorle, piazza Miramare, i locali o quant'altro, purtroppo è un fenomeno mondiale. Rimaniamo sui litorali. Union Mare Veneto stabilisce che non tocca gli stabilimenti balneari della regione il calo di presenze sotto gli ombrelloni registrato quest'estate nel resto del paese. Diversi turisti comunque anche sul litorale veneziano preferiscono le spiagge libere per spendere meno e avere meno vincoli. Le presenze medie negli stabilimenti balneari italiani sono calate tra il 20 e il 30%. I pienoni, se ci sono, si verificano solo nel fine settimana. Per il resto è una corsa alla spiaggia libera. È il tema dominante, con relative polemiche, dell'estate 2025 sul fronte vacanze. Anche perché sul banco degli imputati vengono fatti salire proprio gli stabilimenti balneari, accusati di un aumento prezzi fuori portata delle tasche medie. Alessandro Berton, presidente di Union Mare Veneto, smentisce perlomeno a livello regionale. I
numeri alla fine del mese di giugno erano sicuramente ottimi, in grande aumento rispetto alla stagione 24, che è stata un'ottima stagione. Abbiamo avuto una flessione a luglio causata anche dal meteo, che purtroppo insomma non ci ha aiutato. C'è stato questo caro ombrellone di cui si parla. La forbice degli aumenti sta dal 3 al 5%, insomma sono aumenti assolutamente fisiologici. Il caro ombrellone che viene denunciato in altre parti costiere italiane non appartiene alla costa veneta. Fatto salvo che l'ombrellone da 100 euro al giorno in Veneto non esiste, il prezzo più alto è meno della metà, Berton ammette però due tipi di crisi. La prima è quella degli stabilimenti che hanno perso clientela perché non si sono saputi adeguare ad offrire i servizi che oggi chiedono i turisti. La seconda, un calo della capacità d'acquisto della classe media. Effettivamente allo stabilimento balneare Casabianca di Jesolo diversi ombrelloni appaiono vuoti, ma per avere la situazione effettiva parliamo con Kim, una delle responsabili di cassa. Cosa si vede nello schermo alle sue spalle? Allora si può vedere come è suddivisa la spiaggia con i vari clienti, tra cui i giornalieri, gli stagionali, gli hotel, con i vari clienti che soggiornano sulla spiaggia. Che occupazione di ombrelloni c'è oggi? Un buon 80%. Oggi e in realtà da quando è iniziato agosto. I posti vuoti, ci spiegano, appaiono perché ad esempio gli ospiti degli alberghi non rimangono certo lì 24 ore su 24, ma ora è il momento di fare un giro per la spiaggia libera. Cosa le fa preferire la spiaggia libera rispetto agli stabilimenti balneari? Minor vincolo di fruizione. In che senso? Vengo quando ho piacere di essere in spiaggia, me ne vado quando voglio, non sono vincolato a una prenotazione o a degli orari. Se vai lì sono 20 euro al giorno, però se devi stare 15 giorni... Iniziano a diventare tanti. Uno jesolano comunque si lamenta dell'assenza di servizi. Qui che è spiaggia libera del comune di Jesolo, vuole che il comune di Jesolo non abbia la possibilità di mettere un bagnino, che faccia anche questo servizio. Perché qui muoiono, qui si fanno male e si muoiono di più delle altre parti, perché qui fanno quello che vogliono. Un'opinione questa che ci fa tornare al presidente di Union Mare Veneto, Alessandro Berton. In fondo è una questione di gusti e di esigenze. La costa si conferma ancora una volta e si distingue per avere un ottimo compromesso qualità-prezzo e quindi per i servizi che offre riesce comunque ad avere un prezzo assolutamente appetibile. 3 detenuti del carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia hanno vissuto un pellegrinaggio a loro molto caro e importante. Vediamo di che si tratta. Il patriarca Francesco lo aveva anticipato tra lo stupore generale nell'omelia durante la messa pontificale del Redentore. 3 detenuti che stanno scontando la loro pena nel carcere veneziano di Santa Maria Maggiore hanno potuto usufruire di un permesso speciale per partecipare a un piccolo ma intenso pellegrinaggio a Roma in questo anno santo del Giubileo. Guidati così dal cappellano del carcere, Don Massimo Cadamuro, hanno percorso a piedi un ultimo tratto di strada per la precisione da Terni fino a Roma, fino ad attraversare la Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano, un cammino non solo fisico per la strada percorsa, ma anche spirituale e rieducativo per chi vi ha partecipato. Poi il grande cuore e la sensibilità del patriarca Francesco, che è riuscito a fare loro un dono e una sorpresa davvero speciali, l'incontro con Papa Leone XIV nella sala del Concistoro, nel Palazzo Apostolico, l'incontro con il Santo Padre e un gruppo di pellegrini veneziani, tra i quali i 3 detenuti, Don Massimo, come vediamo nelle immagini, foto e video del settimanale diocesano Gente Veneta del Patriarcato di Venezia. Santo Padre, innanzitutto grazie, è un gruppo di pellegrini speciali perché abitano la casa circondariale di Venezia, sono persone ristrette che stanno facendo un cammino di redenzione, e un cammino di redenzione sociale, ma anche un cammino di redenzione spirituale. I detenuti hanno donato a Papa Leone il diario del loro cammino, un calice e una patena in vetro di Murano, una riproduzione dell'immagine della Madonna Nicopeia, tanto cara ai veneziani, e custodita nella Basilica Cattedrale di San Marco, e chissà che questo non possa essere anche l'auspicio di una futura visita del Santo Padre in Laguna. Si chiude così il telegiornale di Venezia, grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi come sempre le previsioni del tempo e l'edizione di Treviso. A tutti una buona serata, arrivederci.